Dopo gli scontri passati tra maggioranza e opposizione, oggi invece Consiglio provinciale con tanti voti all'unanimità. Molti i punti in discussione, tra i quali il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2025-2027. L'avanzo di amministrazione che dal consuntivo abbiamo oggi approvato è di circa 16 milioni di euro, dei quali 7 in spese di investimenti utilizzabili e 1,5 milioni in spesa corrente. Sugli investimenti soprattutto abbiamo deciso di accantonare 2 milioni per le spese impreviste sul PNRR e su un intervento a Villaga di circa 2 milioni e 600 mila euro. Sulle spese correnti abbiamo deciso di vincolare 700 mila euro per l'Investiscuola, che rappresenta sicuramente circa la metà di quello che è l'avanzo libero che avevamo disponibile. Poi le strade con 150 km avvocati a sé dalla Regione e 48 che per semplificare la gestione passano dai comuni alla provincia. Per quanto riguarda le strade, anche questo era uno schema d'accordo importante che siamo andati a definire alla luce della riclassificazione delle strade da parte di ANAS e anche un segnale di vicinanza ai comuni per i quali noi ci prenderemo in carico alcuni chilometri di strade. Questione infine poi anche politica, quello del centro antiviolenza, sul cui mantenimento si è creata una sintesi tra le mozioni quasi identiche di maggioranza e opposizione. Centro antiviolenza di Belluno al centro anche dell'attenzione della Regione Veneto attraverso la consigliera regionale Silvia Cestaro e la presidente della Commissione Sanità Sonia Brescacin. Mi auguro che si possa adesso mettere nero su bianco quella che è un po' la previsione informale con la quale io ho interloquito con l'assessore Lanzarin, ovvero quella che il centro antiviolenza esistenti non debbano seguire la nuova normativa nazionale, ci possa essere una proroga che eviti l'H24 perché sarebbe deleterio e anche improponibile per una stazione di volontari come Belluno Donna.